Io sono avvilito, non ce la faccio più. Cioè, mo stavo parlando con Elpidio, l'amico di fronte. Era il fronte sarrista, ma adesso sono il collettivo comunista Calcio del Popolo, perché chiaramente la situazione sarrista è andata allo scatafascio. E ho semplicemente fatto una domanda: ma che cosa ci guadagna la società sportiva Calcio Napoli De Laurentiis a fare un tweet del genere, a buttare nella merda i propri dipendenti, così? Cioè, mi dovete spiegare. Poi dopo c'è tutta una situazione di capire se ne usciamo da questa cosa. Probabilmente ne usciremo. Probabilmente il Napoli ha le qualità tecniche per arrivare quarto, per non inguaiare la stagione. A noi serve la cosa in Champions, semplicemente, si sa. Ma cosa ci guadagni tu? Cioè, io voglio capire. Cioè, allora, c'è il silenzio stampa. Lo so io, quindi lo sapranno anche i giocatori, che quando c'è il silenzio stampa tu vai in nazionale, comunque non devi parlare. E se non mi sbaglio, Mario Rui è stato intervistato e istigato a parlare del Napoli. Lui si è rifiutato, ha detto no, non posso parlare del Napoli perché siamo in silenzio stampa. Benissimo. Mario Rui però è un uomo di una età diversa, probabilmente con un po' più di esperienza, non ha bisogno di essere consigliato, sa che aria tira e quindi si mantiene la palla. Elmas quanti anni tiene? 21? 20? Poveri, è un guaglione, gli tengo 36 anni. Io lo abbraccerei, Elmas, se lo incontro in un bar. Tu sei un muccuso, non puoi bere, ti fa male. In America non potrebbe manco bere un drink. Quindi, ma che cazzo lo minacci che prenderai provvedimenti? Ma siete degli stronzi proprio. Ma fate le persone per bene. Oltretutto leggo, sempre grazie del video, cosa Elmas avrebbe detto. Cioè, tu dici, vabbè, però la gravità. Tu stai in silenzio stampa, ti metti a dire cose così gravi. Benissimo. Non mi pesa essere il calciatore più macedone e più pagato di sempre, penso soltanto a lavorare il più possibile. Adesso sono concentrato per il Napoli, voglio fare bene, sono felice di giocare, ho tanti obiettivi, li tengo per me. Il Napoli è una squadra, migliore squadra del campionato. Milan sarà difficile, ma faremo di tutto per conquistare i 3 punti. Nemakait, niente, le solite banalità. Non si può fare nemmeno un articolo su questo. L'unico articolo che si può fare è Elmas ha rotto il silenzio stampa. E allora sei il De Laurentiis muccuso. Non vi dovete proprio permettere. Ho detto il silenzio stampa. Tanto mi dà tanto. Cioè, in inglese si dice so much for. È complicato da tradurre. So much for less tension. Che significa abbiamo fatto così tanto che stiamo parlando di meno tensione. Di distendere la situazione, niente di meno. Ve ne uscite con un tweet del genere. Che poi non ho nemmeno visto. Mi pare che ci sono pure degli errori in inglese. Cioè, no, mi sono rotto i coglioni di seguire una squadra gestita in questo modo. Voi lo sapete, io ho sempre gestito l'imprenditorialità di De Laurentiis perché è innegabile. Conti sempre a posto, risultati sportivi ottimi, sempre in salita, grande affermazione in Europa, nel mondo. Ma basta, cioè che cosa sta succedendo? Dove vuoi arrivare? Se hai deciso di vendere il Napoli e magari ti vuoi concentrare sul Bari, perché io devo spiegarmi una cosa del genere. Ma comunque, stai sicuro che i giocatori, prima di andare a Bari e scontrarsi con la tua realtà, ci penseranno 2 volte? E magari tu potrai prendere i giocatori per la risalita, ma una volta arrivato in Serie A, ma chi si mette a lottare al tuo fianco per qualcosa che comunque non puoi raggiungere? E sarebbe un suicidio proprio. I giocatori hanno una carriera breve e se la devono giocare al meglio possibile. Se si devono confrontare con una società del genere, male organizzata, io dico voglio rincarare la dose. C'è il silenzio stampa. La coerenza impone che se tu interrompi il silenzio stampa ti devo multare. Benissimo, bene, siamo coerenti. Ma nella società ci dovrebbe essere una figura che dice: ragazzi, divertitevi nelle nazionali, non vi fate male, ricordatevi che non potete parlare.
è una questione di buonsenso. Se tu non hai nessuno, se un giocatore giovane si trova a fare un altro di questi errori, è anche colpa della società che non prevede questa cosa, a meno che non c'è proprio la malafede. Io non ci dico niente a nessuno, appena le interviste, perché le faranno, e noi insistiamo e li facciamo una merda ancora. Ma chi è oggi, visto che all'epoca quando fecero l'allenamento a porte aperte, il tifoso del Napoli si è schierato contro i giocatori, quasi a favore della società, quasi, sempre quasi, facendo una merda ai giocatori. Ma oggi chi è che si mette a dire ha ragione De Laurentiis, Elmas è stato poco corretto? Guagliù, qua continuo, lotta a scudetto, siamo appena, dice Elma, siamo appena all'inizio, la Juve ha tutto per vincere ancora lo scudetto, basta guardare la rosa. Però così come si può conquistare lo scudetto si può anche perdere, ci sono tante squadre in lotta, l'Inter, il Napoli e la Roma, la bagarre sarà incerta fino alla fine. Mamma mia, che dichiarazioni pesanti, mamma mia, cose che scottano, niente, come al solito, non si dice in queste interviste, non si dice mai niente. Quindi non c'è nessun motivo per scrivere un tweet ufficiale e attaccare Elmas, non c'è motivo. Lo vuoi punire? Benissimo, te lo prendi sotto al braccio e dici Elmas, da contratto, mi dispiace, perché sicuramente non l'hai fatto con malevolenza, ma da contratto, quando c'è il silenzio stampa, tu non puoi rilasciare dichiarazioni del Napoli. Questa è la multa, stracciano il ticket, te lo danno, ma c'è bisogno di scriverlo su Twitter? Cosa credi di risolvere con il tweet? Cosa credi di risolvere? Che il napoletano improvvisamente dice ha fatto buone De Laurentiis, bravo, questi giocatori si permettono di rompere il silenzio stampa. Nessuno lo dirà, zero. Di solito il napoletano è sempre diviso, è sempre ragione Ancelotta, colpa del giocatore, viceversa, De Laurentiis è il presidentissimo, invece no, è una chiave. Siamo sempre divisissimi su questa cosa qua. Ne devo trovare uno solo. Se sei tu, scrivimi sotto dove dici Elmas e non me merda, non si doveva permettere di dire. Le squadre di Serie A danno molta importanza alla tattica, in Italia si gioca un calcio più difensivo, mentre in Turchia vanno tutti all'attacco. Ho trovato più difficoltà nel Fenerbahce che qui. Sono dichiarazioni gravissime, bisogna multarlo. Infine Elmas dà un giudizio sul presunto vincitore del pallone d'oro. Per me lo merita Messi, a prescindere dal fatto che non ha vinto la Champions League l'anno scorso, è uno dei giocatori più forti della storia. Ragazzo mio, tu non vedrai mai questo video, ma io ti chiedo scusa, perché sei capitato in una società di carnacottari che non sanno più come rendersi ridicoli. Questo è finita. Quando io sono arrivato, io che tengo la stanzetta di un quindicenne, perché sono così tifoso del Napoli che quando metto la benzina metto $26 per ricordarmi Koulibaly, o ultimamente 22 perché Di Lorenzo. Io leggo un tweet del genere e sono stufo di tifare per questa società. Vi rendete conto dove siamo arrivati? Vi rendete conto che mi state togliendo il gusto di tifare per il Napoli per colpa di questo? È la prima volta nella vita mia, perché l'ho sempre, tutte le stronzate che ha fatto in 15 anni, tutto quello che ha sempre detto, ho sempre detto però il Napoli, la maglia. Ci può essere chiunque, Naldi, io ero abbonato quando c'erano Colbelli, Naldi, eccetera, eccetera, Ferlaino, vattene. Sono arrivato al punto che non ce la faccio più. Rendetevi conto quanto è grave e quanto è diventato pesante essere tifoso del Napoli e confrontarsi con questa gente qua. Non ce la faccio più. Qualche cosa deve cambiare. Si parlava di distensione, di rinnovi proposti, di 4-3-3, cose che poi su 4-3-3 con chi lo stai provando? Con Gaetano a centrocampo, che stanno tutti quanti in nazionale. Al di là degli infortuni, merda, non si sa se si è fatto male, merda. Ragazzi, sono avvilito, serve un miracolo. E serve un miracolo sul campo, dove il Napoli improvvisamente batte 3-0 il Milan con una grande prestazione convincente, con qualsiasi modulo, con qualsiasi formazione. Insigne ha segnato, ma è evidente, era proprio scritto nel destino che Insigne segnasse, perché libero di testa, numero 10 sulle spalle, la pressione del numero 10, e segna perché è pure mazzo.
perché con la palla invece di andare sul palo, col Napoli sarebbe andato sul palo, è uscita, invece entra e tutti contenti. Mancini. Il gioco collettivo fatto di passaggi così. Mi manca il mio Napoli. Era il mio Napoli con Reia, era il mio Napoli con Ventura addirittura, con Mazzarri, con Donadoni, con Benitez, con Sarri, con Ancelotti. Mi manca il mio Napoli. Non vedo una via di uscita, vedo una caduta verticale dove praticamente rischiamo di fare un tracollo senza precedenti che questa squadra tecnicamente non merita, perché possiamo tranquillamente arrivare terzi, ma proprio tranquillamente con i valori che abbiamo, ma servirebbe un'unità di intenti a partire dal capo. E pare che il capo non abbia tutte le cose che fa, sembrano che praticamente siano destinati a rompere, a distruggere, e non capisco cosa ne guadagni, perché praticamente non è che vendi la società a un prezzo più alto se ti comporti così, non è che vendi i giocatori a un prezzo più alto se ti comporti così, li deprezzi, non... Datemi voi, perché il video ci ha provato, ma io sono troppo offuscato dal fatto che sto incazzato, non ho capito dove c'è una risoluzione positiva a questo atteggiamento del Head of Communication Nicola Lombardo. Ditemi voi perché io non ne ho più. Da New York, Valerio Fluido è tutto e sono stufissimo, non ce la faccio più.